Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Ha accusato un malore e dopo aver perso il controllo della propria auto si è schiantato contro la macchina che arrivava dal senso di marcia opposto. È morto così questa mattina un 74enne in un incidente avvenuto lungo la regionale 56 a Cormons nel tratto che prende il nome di Via Esonzo. Per cause al vaglio dei carabinieri di Villesse, attivati subito dagli infermieri della struttura operativa regionale emergenza sanitaria, 2 vetture si sono scontrate in un impatto di tipo frontale. Inviate immediatamente dagli infermieri della Sores un'ambulanza proveniente da Cormons e un'automedica proveniente da Gradisca di Isonzo. Attivato anche il soccorso che però non è potuto decollare per le avverse condizioni meteo. 3 le persone coinvolte nell'incidente, una è deceduta nonostante le tempestive manovre di rianimazione avviate dalle equip sanitarie, attivati per quanto di competenza anche i vigili del fuoco. Un camionista di 46 anni è stato soccorso dall'equipe sanitaria intorno alle 4:30 dopo un malore. Lo ha accolto mentre conduceva un mezzo pesante lungo l'autostrada A28 nel tratto compreso tra Fontanafredda e Sacile, all'altezza di un distributore di benzina area di servizio. L'uomo ha cercato di accostare, ma nella manovra il camion si è ribaltato su un fianco. La struttura operativa regionale emergenza sanitaria ha inviato sul posto un'auto medica e un'ambulanza da Pordenone. Il camionista è stato trasportato all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Attivate dalla centrale Sores, la polizia stradale, vigili del fuoco. Sul posto operato il personale dell'autostrada, tutti coordinati dal COA, il centro operativo autostradale di Udine. Proseguono da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri le indagini per chiarire le cause del rogo che appunto hanno causato sabato scorso il decesso di un minorenne ospite nella casa comunità di Pasian di Prato. Gli investigatori al momento escludono il dolo, intanto il prefetto di Udine ha convocato un comitato urgente. Non si è trattato di dolo, ma di un evento accidentale. I primi riscontri effettuati sul posto da carabinieri e vigili del fuoco escludono al momento la possibilità che qualcuno possa aver volontariamente appiccato le fiamme a Pasian di Prato, a quella palazzina di 2 piani adibita a comunità, dove il 31 dicembre ha perso la vita un 17enne albanese, Ledian Imerai. Tutti gli ospiti della struttura sono stati ascoltati dagli investigatori e gli atti trasmessi alla procura di Udine. L'incendio sarebbe stato violento e si sarebbe diffuso molto rapidamente, senza lasciare scampo al giovane. Le fiamme, partite dal primo piano, avrebbero quindi divorato in pochissimo tempo anche il piano superiore. All'interno dell'immobile non c'erano fonti di calore diretto e il riscaldamento è a pavimento. L'incendio, ammesso che non ci sia stato il dolo, potrebbe essere partito quindi da un mozzicone di sigaretta spento male, ma queste sono soltanto ipotesi, dal momento che l'edificio è stato posto sotto sequestro e nei prossimi giorni si susseguiranno sopralluoghi per comprendere meglio le cause. Questa mattina intanto il prefetto Massimo Marchesiello ha convocato un comitato straordinario per l'ordine e la sicurezza. Sul tavolo c'era proprio l'analisi dei fatti accaduti sabato scorso a Pasian di Prato. Ammontano a circa 15.000 i corregionali in Friuli Venezia Giulia aiutati grazie al reddito o alla pensione di cittadinanza. Ben 9.500 i nuclei familiari interessati in regione. Il maggior numero dei beneficiari si trova in provincia di Udine e Trieste. Sono circa 15.000 i percettori di reddito o di pensione di cittadinanza in Friuli Venezia Giulia. Il dato, registrato a novembre 2022 e fornito dal ricercatore di IRES FIVG Alessandro Russo, rientra all'interno di un'indagine più ampia sullo stato dell'arte in regione delle misure di sostegno introdotte nell'aprile 2019. I numeri dicono come l'80% dei beneficiari ricevano il reddito, la cui media regionale ammonta a 475 euro, mentre nel 20% dei casi si tratta di pensioni di cittadinanza, il cui dato medio è di 255 euro. Requisito necessario per la ricezione della misura è un ISEE inferiore ai 9.360 euro. La ricerca stabilisce anche come siano 9.500 le famiglie che ricevono reddito o pensione di cittadinanza. 2 nuclei familiari percettori su 3 in regione sono composti da un solo componente. Trieste, dove il dato tocca il 67,1%, Gorizia e Udine sono 3 delle 5 province in Italia con la maggiore incidenza di nuclei monocomponenti sul dato complessivo.
Nel capoluogo regionale quasi un terzo dei beneficiari, il 32,2%, sono nuclei monofamiliari, dato che a Udine si ferma al 13,4%. Il comune con la percentuale più alta di cittadini che ricevono la misura è Pulfero, il 4,7% dei residenti. Seguono Vito d'Asio al 4,2%, Dogna al 3,9% e Trieste al 3,6%. Sono Moruzzo e Sappada, al contrario, i comuni dove vivono meno percettori di reddito o pensione di cittadinanza in rapporto al numero di cittadini. Appena lo 0,2% dei residenti è assistito da questa misura, con il dato medio nazionale al 6,2% del picco registrato in Campania, dove si raggiunge il 15,5%. C'è un aggiornamento per quanto riguarda l'incendio di Pasian di Prato. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo in relazione al rogo avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nella struttura per minori non accompagnati dalla Onlus a Edis a Santa Caterina, il comune di Pasian di Prato, nel quale ha perso la vita il 17enne albanese Ledian Imeraghi e un 16enne ghanese è stato seriamente ferito dalle fiamme. Lo ha reso noto il procuratore di Udine, Massimo Lia. Stamani sono arrivate in procura ha spiegato le carte riguardanti l'incendio, ora al vaglio del sostituto procuratore che si è occupato del caso. In particolare saranno resi noti con tutta probabilità nella mattinata di domani. Ed ora andiamo a Pordenone, dove Elena Ceolin entra in giunta al posto di Emanuele Loperfido. I giochi sono fatti a Pordenone, dove il posto di vice sindaco verrà preso da Alberto Parigi. Sarà Elena Ceolin a prendere il posto di Emanuele Loperfido nella giunta del sindaco Alessandro Ciriani. L'ufficialità verrà data nei prossimi giorni, quando, nello stesso momento, il primo cittadino comunicherà l'avvicendamento tra l'attuale vice sindaco Emanuele Loperfido e l'assessore Alberto Parigi. Loperfido, che è entrato in Parlamento con Fratelli d'Italia dopo un incontro chiarificatore col sindaco, ha preso atto che per continuare a seguire bene le deleghe importanti come quelle del bilancio, della sicurezza e del commercio serve una persona fisicamente presente a Pordenone e che faccia l'assessore a tempo pieno. Una figura preparata che Ciriani ha individuato in Elena Ceolin, istruttore amministrativo contabile che praticamente da sempre tiene l'agenda del primo cittadino. Una nomina diretta dunque quella di Ciriani, che ha individuato in Ceolin la persona di fiducia giusta per intraprendere questa esperienza politica. In municipio, nell'ufficio dello Stato del sindaco, entrerà quindi Manuela Morassut, che attualmente gestisce l'agenda di Parigi. Loperfido, che resterà consigliere comunale, lascerà il posto di vice sindaco ad Alberto Parigi, altra persona di fiducia del sindaco che ha attualmente in mano le deleghe alla cultura e alle politiche giovanili. Parigi, non è certo un mistero, potrebbe essere la persona indicata in futuro a raccogliere direttamente l'eredità politica di Ciriani. Un oncologo dell'ospedale di Udine è stato selezionato assieme ad altri 22 ricercatori provenienti da tutto il mondo a partecipare ad uno studio internazionale sul tumore ai polmoni. Il prestigioso invito dell'Associazione Internazionale per lo Studio del Cancro Polmonare ha premiato il ricercatore Francesco Cortiula, specializzato in neoplasie toraciche. L'evento si svolgerà il prossimo settembre a Singapore e si concluderà con una conferenza mondiale sui trattamenti oncologici. Si tratta di un'opportunità che riguarda pochi giovani al mondo, ha commentato soddisfatto il direttore del Dipartimento di Oncologia Fasola, un'occasione che permetterà al nostro ospedale di rafforzare le competenze subspecialistiche dedicate alla cura dei tumori polmonari. Nuova vita per l'ex caserma Colobini a Cormons. Il primo intervento di riqualificazione prevede l'abbattimento delle mura per lasciar posto ad un parcheggio, ma tra i progetti c'è anche la creazione di un museo. Cormons, dopo aver dato nuova vita in questi anni all'ex Amadio in centro paese, vuole riqualificare anche l'altra ex caserma sul proprio territorio, la Colobini. Quest'ultima, sita nella frazione di Brazzano e ampia poco più di 2 ettari, non è più demaniale ormai dal 2009 e da allora ha visto solo l'abbattimento di una porzione molto limitata di mura esterne per la realizzazione di una piccola area verde, con la destinazione di un capannone come deposito a disposizione della locale protezione civile. Ora però il comune ha deciso di mettere mano all'intero sito. Il primo intervento sarà l'abbattimento del muro di cinta lungo via Coglio, al posto del quale sorgerà un parcheggio capace di servire le abitazioni del polo scolastico in lingua slovena nei pressi. Più in là nel tempo, poi, è prevista una valorizzazione turistica e ambientale di ciò che resta dell'ex caserma, con il posizionamento di colonnine per la ricarica elettrica e la possibilità di trasformare gli edifici in veri e propri musei dedicati alla Grande Guerra e alla storia militare di questi luoghi. Naturalmente l'intenzione dell'amministrazione è quello di procedere a una riqualificazione di tutta l'area della caserma,
abbiamo dei soggetti con cui ci stiamo interfacciando per una forma di riqualificazione sia da un punto di vista ambientale e soprattutto da un punto di vista turistico, considerato che ci troviamo a 2 anni da Gorizia capitale della cultura e quindi di conseguenza insomma l'intenzione è di provare a capire come e in che modo si può appunto riqualificare questa zona. Oltre a questo naturalmente sarà anche un'area dedicata al turismo che naturalmente contiamo di implementare, considerato che qua a Brazzano c'è un cimitero austro-ungarico di rilevante importanza e che è molto visitato dai turisti, ma soprattutto anche in ottica della futura riqualificazione di questa caserma. Grande festa a San Daniele per la nascita di Ian, il primo bimbo venuto alla luce nel 2023. Il parto è venuto senza complicazioni all'ospedale Sant'Antonio. Un giorno indimenticabile per mamma Sara Casasola e papà Jacopo Stocco. Il piccolo di 2 kg e 720 grammi è nato esattamente 23 minuti dopo la mezzanotte. Il suo tempismo è stato premiato anche dal sosia di Pavarotti. L'apicoltore Gigi Nardini ha infatti consegnato ai genitori il suo tradizionale cesto colmo di miele e prodotti derivati. Parliamo di riti epifanici, si ritorna alla normalità con i programmi pre-pandemia, non ci saranno limitazioni alla partecipazione sia del pubblico che degli stessi organizzatori e figuranti. In Friuli Venezia Giulia il fuoco che arde nei falò il 5 e il 6 gennaio, che si chiami Pignarul piuttosto che Cabossa, Foghera, Fogarissa, Foghera, a seconda delle località in cui viene acceso, oltre a illuminare il paesaggio con un alone di magia, ha lo scopo di scacciare i brutti ricordi dell'anno appena finito e di trarre auspici per quello appena arrivato. Quest'anno nelle tradizionali manifestazioni legate all'Epifania c'è il ritorno alla normalità dopo 2 anni di restrizioni legate al Covid, come ci segnalano da Gemona, dove la messa del Tallero vedrà rinnovarsi un appuntamento ideato nel 2020. Il 5 gennaio a partire dalle 17:30 sono previsti il ritrovo dei rappresentanti dei borghi della cittadina, la benedizione dell'acqua e del sale, l'arrivo dei re magi a cavallo e la presentazione del Tallero che il 6 gennaio sarà consegnato alla chiesa nel corso della messa che si svolgerà in Duomo alle 10:30, dopo l'arrivo dei figuranti che partiranno in corteo dal municipio alle 10:15. A Cividale l'appuntamento in Duomo con la messa dello Spadone in programma alle 10:30, seguita dalla rivocazione storica alle 11:45 e dalle animazioni medievali previste a partire dalle 14. Anche a Tarcento le manifestazioni ritornano come nel pre-pandemia e cominciano il 4 gennaio con il premio Epifania previsto alle 20:45, per continuare il 5 gennaio con il Palio dei Pignarulars in programma alle 18:45. Per il 6 gennaio l'arrivo del corteo per la rievocazione storica è previsto alle 17:40 con la successiva salita al Coia, per l'accensione del Pignarul Grant alle 19 che chiude tutti gli eventi organizzati in regione cominciati il 5 gennaio, tra i quali il Pane Vin di Pordenone e l'arrivo della Befana dal mare a Lignano. L'apertura del mercato, e siamo allo sport, al calcio, ha già portato alla prima uscita dell'Udinese. Nuintic, già capitano e giocatore più longevo in bianconero, è partito direzione Sampdoria. Si sono chiusi il 1 gennaio del 2023 i 5 anni e mezzo di Bram Nuitink all'Udinese. Oggi sarà il giorno delle visite mediche del difensore olandese alla Sampdoria, dove sostituirà Ferrari diretto alla Cremonese. Sembrava tutto fatto per approdare alla Salernitana, dove avrebbe ritrovato Nicola, invece alla fine lo scatto decisivo è stato blu cerchiato. 6 mesi di contratto, gli stessi che l'avrebbero portato alla chiusura all'Udinese, dove con ogni probabilità non avrebbe rinnovato. Nuitink infatti in poco tempo è passato da titolare inamovibile, capitano e idolo della tifoseria a pedina marginale nello scacchiere friulano, sempre più spesso in panchina. Da settembre ad oggi in Serie A ha giocato solo 90 minuti, concentrati nelle 2 sfide contro Lecce e Spezia. Per le restanti 9 ha solamente guardato i compagni. Il rientro di Becao ha di fatto chiuso tutte le porte a Nuitink, ma ora l'Udinese dovrà valutare se prendere a buon mercato un altro difensore. Gli unici nel ruolo infatti, oltre al brasiliano, sono Perez, Biol e De Bossé, con Masina che rientrerà tra un paio di mesi. A 2 giorni dal rientro al campionato con l'Empoli, la difesa titolare è già definita, ma in quanto a sostituti e riserve qualcosa si dovrà fare. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.